stare nella programmazione della classe quinta c'è come argomento quello delle potenze. L'argomento che rimane molto però teorico e anche svincolato da quelle che possono essere poi le successive applicazioni. Per questo mi sono domandata come poter in qualche maniera coinvolgere i ragazzi nella scoperta del mondo delle potenze. E a differenza degli altri io ho dato solo queste due indicazioni, dopodiché li ho lasciati liberi di portare avanti il loro lavoro in maniera completamente autonoma. Si sono divisi in gruppo, la classe è abituata a lavorare in gruppo e le strade percorse sono state molto differenti. Chi si è buttato proprio su una ricostruzione dei dati del papiro, riproducendo poi numeri e lettere con una scrittura geroglifica, e chi invece si è dato alla botanica e quindi ha scoperto come gli antichi egizi intrecciavano le foglie di papiro, hanno trovato la soluzione dei vari problemi, e rimanendo sempre stupefatti come da dei piccoli numeri poi si potessero avere risultati veramente grandi. Un altro gruppo ha lavorato sulla leggenda degli scacchi e i più creativi hanno scritto un copione, poi fatto una piccola performance disegnando e realizzando da soli gli abiti di scena. I più matematici invece hanno ricostruito una scacchiera e sono partiti al conteggio dei chicchi di riso, secondo la leggenda di Leus Caesar, che è colui che dovrebbe aver inventato il gioco degli scacchi. E dopo le prime ipotesi nel conteggio e nella quantità di riso che si riduceva a pochi chicchi, hanno scoperto invece che per rispondere a un 2 alla 64esima questi chicchi di riso erano veramente un numero incredibile, talmente grande che non sapevo neanche leggerlo, e da qui la necessità di andare a trovare come potessero essere letti dei numeri così grandi. Dopodiché, in maniera proprio spontanea, stufi probabilmente di stare a contare questi chicchi di riso, sono passati a pesare le quantità del riso e si sono accorti che come quantità i numeri diventavano di nuovo molto grandi, e quindi probabilmente perché l'attività si è svolta nel periodo in cui la Costa Concordia dall'isola del Giglio è stata portata nel porto di Genova, hanno cominciato a fare equivalere il peso dei chicchi di riso con la Costa Concordia, per arrivare a questa cifra enorme di 2 milioni rotti di Coste Concordia, che corrispondono al peso dei chicchi di riso alla 2 alla 64esima. E qualche errore è stato fatto, fa molto bene anche sbagliare, e soprattutto credo, prendendo in prestito le parole di Maria Montessori, che quando una classe lavora da sola, questa è la vera soddisfazione di noi insegnanti.